Ciao a tutti, io sono Zai e benvenuti sul mio canale. Oggi finalmente costruiremo l'asilo per le nostre Lil. Ragazzi, sì, ho già iniziato a fare un po' il perché, sì, l'ho disegnato molto male, però adesso mi sono fatte delle righe così per facilitarmi ancora un po'. Aspettate qui che ho ancora un po' di seri problemi con il cavalletto. Faremo, come avevo detto, l'asilo per le nostre piccoline Lil. Aiuto. Io adoro lei, è stata la mia prima Lil. La cosa bellissima di questa scatola, che è una scatola per scarpe, è una scatola presa da una scatola per scarpe di mio fratello, è che ha già le porte fatte. Guardate, allora, l'ho scoperto qui adesso perché, vedete, si chiude così a prova di bambino, solo le maestre ci riescono. Adesso però riapriamolo perché poi mi fa più comodo. E dall'altro lato c'era sempre quella porta. Infatti c'era sempre la stessa chiusura. Però ho staccato questi due pezzi perché qui ci sarebbe il bagno. Io adesso direi di incominciare a fare il nostro parquet. Velocizziamo! Dai, che ci siamo quasi. Ero partita benissimo, cioè, dai. Ok ragazzi, l'abbiamo finito finalmente. Adesso io prendo un cartoncino bianco e lo metterò nelle pareti. È bellissimo. E adesso vi rimetto perché ho il cavalletto. Ok, ora andiamo a prendere le misure. Poi anche le porte forse le farò bianche, non lo so. Allora, prendiamo le misure bene perché c'è, se no poi io divento matta. Aspettate, no, cosa gravissima. Fin qui. Ok. Ora andiamo a tagliare. Io ve lo sto facendo vedere perché così vedete, non vi lascio guardare sempre tutto il cartoncino. Però io devo... È impossibile. No, però comunque ce l'ho fatta. Questo è il pezzo precisissimo. Oh, ma è precisissimo, ma siamo dei precisoni. E però non siamo tanto ancora precisoni. Guardate un po' qui. Errorin. Adesso andiamo con lo scotch. Sì, ragazzi, avete capito il mio problema. Io devo sempre usare lo scotch. Che è? Dove sarà? Aspettate, lo prendo, Preso! Ok, perfetto. Mettiamo qui. Perfetto. Allora, no, aspettate. Non è ancora tanto un bel perfetto. Aspetta. Ok. Aia, mi sono fatta male. Il primo muro è fatto. A voi vi piace? A me un sacco. Giriamolo. No, devo dire che è venuto bene. Aspetta perché io ho fatto il muro bianco. Perché poi dopo le piccoline, le lilla, possono colorarci anche. Tanto è foglio. Ho intagliato l'altro muro e adesso lo andiamo ad attaccare. E non so che tempo che non costruisco. Molto. Finalmente non dobbiamo più usare lo scotch. I nostri muri sono fatti. Bisogna solo arredarla. Qui abbiamo il nostro splendido tappeto. Splendido, ho detto splendido. È un tappeto questo bellissimo che me l'ha fatto la nonna. Lo mettiamo qui da parte. Prendiamo questi due pezzi per fare le mensole e li andiamo a mettere qui. Solo che io ho questo problemino
che non posso attaccare le mensole perché non ho la colla a casa, la colla. E con lo scotch figuratevi che posso fare. Aspettate, ma noi abbiamo ancora questi, forse possiamo usare questi, no? Così sembra perfetto. Andiamo a fare una mensolina unica, larga così. Andiamo a fare così, perfetto, perfettissimo, perfettissimo. Cioè, questa è la nostra mensolina. Iniziamo ad arredare il tutto. No, mettiamo solo una sedia. Ok, mettiamo i giochetti qui nella mensola, quei bellissimi giochetti. Non è ancora finita qui perché ci devono essere anche un po' di libri, Andiamo a fare delle striscioline qui. Perfetto. Cercate di non parlare, che qui sto facendo un video. Questo è un libretto, bellissimo. Ragazzi, vi è piaciuto il nostro asilo? A me piace un sacco, soprattutto la mensolina. È la prima volta che riesco a farla perché non riesco mai a attaccarla. Adesso ve la faccio vedere. Questa è il nostro asilo. È bellissimo, lo amo. Tra l'altro il libro e la mensolina, come vi avevo detto. Wow, è bellissima. Tutta stupenda. A me piace un sacco. Scrivetemi qui sotto nei commenti se a voi vi è piaciuta moltissimo. Ciao! Iscrivetevi e mettete like.